Siamo qui con Gianluca Pietanesi che ha trascinato al pareggio le sue papere contro i cani sciolti 1-1 all'andata dei quarti, tutto aperto per il ritorno. Gianluca, un commento sulla partita? È stata molto dura, diciamo, era abbastanza... facevano girare meno la palla, quindi noi abbiamo dovuto correre molto a volo. Per fortuna abbiamo preso solo un gol, quindi siamo riusciti a raddrizzarla e potevamo anche vincere. Le papere trascinate dalla tua presenza, sei stato il mattatore dell'incontro, però qualche difficoltà nel gioco, nel far circolare palla, secondo te cosa bisogna migliorare per il ritorno? Un po' più di velocità a far iniziare l'azione, eravamo lenti, quindi ci marcavano bene, la palla non riusciva a girare. Le azioni siamo riusciti a farle solamente su iniziative personali, quindi migliorare un pochino la circolazione, però in fase difensiva ci siamo comportati bene. Visti gli avversari e viste le papere in campo, secondo te potete passare il turno? Sì, se la difesa tiene i ritmi alti e migliora un pochino la velocità della circolazione, penso che ce la possiamo tranquillamente giocare. Domandone finale, Pietanesi ci sarà settimana prossima? No, al ritorno purtroppo non ci sarò, però ce la possiamo fare. Perfetto, ti ringrazio. Grazie. Si è appena conclusa la partita tra Atletico Pere e Pere e SSC Unina, che hanno pareggiato 2-2, vediamo qui a festeggiare il nostro pagellista Pistone e Alfonso Bocchetti che ha qualcosa da dire sulla partita. Non è che abbiamo vinto, 2-2. Giusto, noi eravamo in emergenza, da quando ci hanno detto anche loro erano in emergenza. Va bene così, tutto si giocherà al ritorno. Siamo tutti contenti, ci pensiamo sabato prossimo. Ma la finale ci abbiamo la coppa, Zumbri Sinalone. E poi un'altra cosa, Elio Sina merda che non viene mai qua. Grazie. Appena conclusa la partita tra Banda Alcolica e Atletico Mica Tanto. Di Atletico in realtà in questo momento hanno Strazzulli e Festa, c'è poco perché hanno corso parecchio, hanno ancora il fiatone e a questo punto io chiedo ai vincenti 3-2 in vista del ritorno un buon risultato, anche se lo scarto poteva essere maggiore. Un commento sulla partita, ragazzi? Siamo fatti una bella partita, abbiamo preso 2 gol evitabili, speriamo bene per il ritorno. Ma tutti questi errori davanti come ce li spieghiamo? Potevate dilagare? Devi mangiare un po' di più, devi mangiare durante la settimana. Ragazzi, quando arriviamo il sabato. Ragazzi, gli avversari li avete visti, erano l'altro girone quindi non li conoscevate. In vista del ritorno dove dovete migliorare? Soprattutto può passare la Banda Alcolica? Attacco, difesa e centrocampo, tutto. Ce la facciamo. Ce la farete a passare in semifinale? Sicuramente. Perfetto, grazie. Si è appena conclusa la partita tra Squadra Torneo e White Fighters, il rimonto a un 4-3 che promette bene per quanto riguarda i quarti di ritorno. Siamo qui con Telese e Veneziano, protagonisti della gara. Una domanda a Veneziano, quanti metri è uscito il pallone? Non è uscito Veneziano, no? È uscito a 2 metri il pallone. Cassese ha qualcosa da recriminare sul pallone che poi ha dato il gol del 4-3. 3 metri è uscito. Veneziano, un commento sulla partita? È stata una bella partita, stavamo in vantaggio 2-0, ci siamo un po' montati la testa. Hanno recuperato i 3 gol. Però poi dopo grazie a Gino ogni tocco e gol abbiamo vinto. Con un pugliese così avete rischiato di perderla. Avete rischiato di perderla per quale motivo? No, io una cosa avevo paura oggi, portiere. Varzi. C'è gente che recrimina. La prossima volta viene Veneziano a porta. Veneziano a porta. Però sicuramente è meglio citofono a porta. Veneziano, un pronostico sul ritorno. No, dobbiamo sempre lottare. Una cosa. Pugliese. Se sto anche io Pochi gol oggi. Il torneo ce l'abbiamo vinto. Cazzo. È una dichiarazione di guerra. Sì. Scusa un attimo, 3 partite, 15 gol. Sono pochi. Scusami un attimo. Grazie ragazzi. No, vinci, bravo. Rifacciamo. Una partita delusa perché... Da chi? Da partita? Chi è deluso? L'arbitro. Che c'ha pizzimo l'arbitro? La prima partita con lo sport Chiaia, torniamo Ah, non è lo sport. Perché... parliamo. Vai, cosa è successo?